In Sicilia la parola è d'oro, ma il silenzio a volte è una vera e propria condanna. E poi ci sono quelle frasi, quelle antiche filastrocche che sembrano innocenti, ma che nascondono un veleno dolce, tagliente, come una lama di rasoio. Oggi vi racconto la storia di una donna, una vecchia, ricchissima e formidabilmente dispettosa, e di un detto che tutti noi siciliani almeno una volta abbiamo sentito: Cabanna da banna, menora Giovanna. Siamo al capezzale della matriarca. La vecchia signora è in fin di vita, dicono, inferma nel corpo, ma con una mente che cammina più veloce del vento. Possiede case, terre, denari sonanti, e attorno a lei i parenti, zii, cugini e soprattutto lei, la nuora, Giovanna. Giovanna finge di piangere, si asciuga lacrime che non ci sono, ma nella sua testa sta già facendo i conti. La sedia della vecchia continua a dondolare. Viene chiamato il notaio. C'è urgenza. Bisogna mettere nero su bianco l'ultimo testamento. L'aria nella stanza è pesante. Si taglia col coltello. I parenti smettono pure di respirare. Il notaio si aggiusta gli occhiali e domanda solenne: «Signora mia, ma insomma, tutte queste vostre proprietà, le case in paese, gli agrumeti, i denari in banca, a chi li dobbiamo lasciare?» La vecchia non risponde chiaramente, troppo banale per una mente teatrale come la sua. Inizia a dondolarsi con foga, guarda a destra, guarda a sinistra e comincia a cantilenare, seguendo il ritmo del legno che scricchiola. Cabanna, dabbanna, menora Giovanna. Di qua, di là, mia nuora Giovanna. Giovanna non ci vede più dalla gioia, ha capito tutto. La vecchia sta dicendo al notaio: tutto ciò che sta da questa parte e tutto ciò che sta dall'altra parte lo lascio alla mia adorata nuora Giovanna. La nuora ringrazia in lacrime, si ringalluzzisce davanti ai parenti lividi d'invidia. È fatta, è ricca. Ma la vecchia ferma bruscamente la sedia, la guarda dritto negli occhi con uno sguardo fulminante e chiude la frase: «Non ci lassa mai nenti e sapigghia in toculù». La vecchia, signori miei, non stava affatto dettando il testamento, stava descrivendo il movimento della sua sedia a dondolo. Andava di qua, andava di là, faceva credere a Giovanna di darle il mondo, per poi lasciarla a mani vuote fino all'ultimo respiro. Ecco perché ancora oggi, grazie a questo gioiello della nostra tradizione popolare, usiamo questa frase: quando una persona è indecisa, tentenna e va di qua e di là. Noi siciliani sappiamo cosa dire, ma la nostra isola non è solo fatta di vecchie furbe e sedie a dondolo. Se volete respirare la vera anima di questa terra magica, siete nel posto giusto. Questo è Sicilia Terra. Iscrivetevi al canale e perdetevi tra i nostri video. Vi porteremo alla scoperta di storie dimenticate, miti millenari, ricette che sanno di casa, natura selvaggia ed eventi imperdibili. La Sicilia ha ancora 1000 segreti da svelarvi. Scoprite